Questo libro nasce nel contesto di una ricerca che io porto avanti da qualche anno con l'Istituto di Studi di Ricerca Camillo Bellieni. È una ricerca sull'identità dei luoghi e delle cose della Sardegna. Satta, il giorno del giudizio principalmente, l'opera di Salvatore Satta, su cui mi sono soffermato, e funge da filtro, da lente di ingrandimento, certo di una Sardegna che non c'è più, ma che io ho provato a riutilizzare nella Sardegna di oggi. Girando i paesi, parlando con la gente, ho potuto capire che certamente la Sardegna è cambiata, ma ci sono alcuni tratti sostanziali, alcuni tratti profondi che sono rimasti pressoché immutati. Certamente non è un libro folclorico, ecco. L'inquieto esistere, proprio il titolo richiama questo carattere incontentabile di ogni sardo, che non è una scontentezza o determinata da un'assenza di bisogni materiali, ma la scontentezza fondamentale dei sardi è determinata da un'assenza originaria, che è un'assenza esistenziale. E L'inquieto esistere è un libro veramente che guarda lontano, è un libro che viene da lontano ma che guarda lontano, e che non si limita a scavare nei percorsi delle identità più note, più battuti, più conosciuti, più frequentati dagli studiosi della Sardegna, ma è un libro che ha la presunzione di penetrare nei tessuti più intimi e più profondi dell'animo dei sardi. È un libro universale, è un libro che si rivolge all'umanità intera, è un libro che dalla speccola locale guarda il mondo. È un libro che si rivolge, se vuole rivolgersi a tutti, ai giovani, ai meno giovani, ai sardi, ai non sardi. Il lettore che affronta questo percorso dovrebbe essere intanto un lettore curioso. Non posso neanche dire che sia un libro di facile lettura, è un libro che chiede anche un impegno di concentrazione, un impegno di partecipazione attiva, un impegno di linguaggio e di riflessione. E sono quei temi che inquietano lo spirito umano. E quindi riflettere e porsi dentro questo libro è un po' porsi dentro se stessi. Un nichilismo totale, privo di alternativa, pervade la coscienza di Don Sebastiano. Una nientificazione che si avvolge su se stessa, perché priva di ogni orizzonte che possa spingere ad andare oltre, sia in senso storico intramondano, che di qualunque trascendenza che possa renderlo capace, perciò, di elevarsi e di sottrarsi alle spire imperdonabili del tempo, che tutto dissipa senza pietà.